Buongiorno bellissimi, giorni 94 per me e 36 per Marta. Ieri pomeriggio, dopo essere partiti da quel paese che abbiamo scoperto essere Salis-du-Berne, la pronuncia corretta, abbiamo camminato per circa 6 km raggiungendo i 17-18 a fine giornata e poi ci siamo fermati in una veramente piccolissima piazzola accanto alla strada per riposare un attimo, per bere un po' d'acqua, e un signore dalla casa a 200 metri di distanza ci ha fatto dei segni, ci ha salutato, ci ha chiamati e alla fine voleva invitarci a bere qualcosa e hanno deciso di invitarci a restare per la notte. Avevano 2 letti in più sulla mansarda e quindi abbiamo cenato tutti insieme con uova e asparagi. Ci hanno fatto provare penso 6 tipi diversi di formaggi e poi siamo andati dritti a Nanna, ma è stato veramente un incontro delizioso. Stamattina ci sono state tante lacrime e ho provato la colazione tradizionale loro, e quindi intingendo pane e maroilles, questo formaggio, nel caffè latte. Non me l'aspettavo, ma è buono. Non è male. Stamattina un po' piangenti ci siamo salutati, soprattutto Marta. Non è vero! E adesso siamo ripartiti. La giornata è un po' uggiosa, ma forse potrebbe migliorare nel pomeriggio. In ogni caso proseguiamo in direzione di Bayonne. Al momento non sappiamo esattamente dove siamo in mezzo alle colline tra piccoli borghetti. Carezza. Le Gave d'Oloron. Oui. E vabbè, ancora una volta siamo finiti su un percorso che è compreso in 27 piste ciclabili, 3 stelline, Chemin de Compostelle 81 e anche la Scandibergue. Eccoci, sono le 3:15, abbiamo attraversato il paesino di Carès, abbiamo superato un fiume e adesso ci siamo fermati in questo angolino fresco vicino al bosco. Abbiamo riposato un attimo e adesso ci appropinquiamo a mangiare del carpaccio che abbiamo comprato ieri. Temevamo che potesse andare male, ma per fortuna ce l'hanno messo nel frigo, quindi dovrebbe essere perfetto. Com'è? Perfetto? Credo, perfetto. Ore 4, abbiamo fatto una bella pausetta, adesso ripartiamo. Abbiamo deciso che ogni giorno cercherò di portare entrambi gli zaini per 4-5 km a metà giornata, così Marta può riposare un po' la schiena, dato che ieri alla fine ne ho fatti 18 ed ero bene, direi. Stamattina non ho sentito grossi effetti negativi, quindi proviamo così. Ore 5:20, abbiamo fatto poco più di 4 km e abbiamo visto questi bambù, e visto che l'altro giorno abbiamo incrociato un camminatore che li usava come bastoncini, adesso ne prendo un paio per Marta, vediamo se l'aiutano a camminare. Ok, adesso devo dire che ho paura. Sono le 6:30 e abbiamo raggiunto il paesino di Bidache. Abbiamo fatto un po' una corsa perché abbiamo visto che c'era un supermercato ma che chiude alle 7 e quindi volevamo approfittarne per prendere dell'acqua e degli yogurt. In teoria ce l'abbiamo fatta, manca pochissimo.
Ore 7 ce l'abbiamo fatta e abbiamo comprato dei bellissimi, perché non possiamo ancora dire buonissimi, yogurt al cioccolato tipici dei Paesi Baschi, o almeno così sembra dalla marca. Siamo curiosi di provarli. Tra l'altro adesso ne approfittiamo di questo tavolino e ceniamo. Che bella tavola. Oh sì, questo è vero. Ed è tutto peso che avevo sulla schiena. Non è vero. Ah, e abbiamo notato adesso che abbiamo cena con vista sul Château de Bido, il castello di Bido. Aggiornamento sullo yogurt particolare i baschi. Non è male, ma era molto più buono quello tipico dei Pirenei, secondo noi. No? Sì. Ore 8:15 ripartiamo da Bidash. Abbiamo cenato molto bene e molto abbondantemente, stiamo mangiando come dei bufuli perché ci dicono tutti che sembriamo dimagriti tanto. E però prima di ripartire e di andare a cercare un posto per la notte, diamo un'occhiata più da vicino al castello, che abbiamo scoperto essere stato vittima di un incendio nel 1796 e da allora non è più stato ristrutturato. E niente, siamo arrivati un po' tardi per la visita. Tentativo 347. Stavolta è proprio una pecora che si è avvicinata a Marta e ce l'ha fatta, incredibile. È proprio una pecora. Ah, ok, no. 10:30, abbiamo camminato senza trovare un posto per un sacco di tempo. Alla fine ci siamo messi in fondo a un parcheggio gigantesco con un piccolo angolo di erba e alberi. Speriamo bene, domani mattina ci svegliamo presto e vi faremo sapere come va. Ciao bellissimi, giorno 94, nonché giorno 36 per Marta. Ieri sera alla fine ci siamo letteralmente parcheggiati in un posto, perché siamo accampati in un parcheggio bello grande con il fondo in ghiaia e un po' di erbetta sotto dei pini. Ed è stato veramente l'unico posto che abbiamo trovato, perché erano già le 10. Era buio ed eravamo stanchi e continuavamo a non trovare assolutamente niente. Adesso abbiamo fatto giusto 2 passi e la colazione sul Lac de Sarroch e lo abbandoniamo però molto rapidamente per andare in direzione di Bayonne. Oggi ci arriviamo veramente vicino, ci fermeremo alle porte della città, domani la visitiamo. Ore 12:40, abbiamo raggiunto il paese di Urt, fa un po' ridere, e adesso facciamo una bella pausa pranzo. È stata una bella passeggiata in mezzo ai campi, una ciclabile tranquilla, l'unica cosa è che c'era un sacco di caldo e di luce e di sole e di umidità, però il panorama era molto carino.
E un'altra cosa che mi ha fatto notare Marta è che adesso le case sono molto spesso bianche con i serramenti e i decori rossi, che sono i colori di Bayonne, e questo fa capire che ci stiamo avvicinando. È l'1:30 e abbiamo appena concluso la missione dell'acquisto del cibo di oggi e stiamo sempre tantissimo perché è molto bello guardare tutto e sperare di trovare qualcosa di nuovo, magari di tipico, caratteristico. E adesso stiamo passeggiando per Urta alla ricerca di una panchina. Di solito le troviamo sempre vicino alle chiese, quindi è di fatti chiesa, panchina! E abbiamo anche una bella ombra. Oh sì, mangiare. In compenso mi sono appena accorto che abbiamo lasciato i bastoni al supermercato. Tutti i bastoni. Tutti e tre. La mannaggia. Fiu, nessuno li ha presi. E niente, oggi anche noi abbiamo ceduto a questa pasta preconfezionata, ma con aggiunta di pomodori secchi. Eccoci, 5:30, ripartiamo da Urt. E abbiamo fatto una pausa abbastanza lunga perché nonostante sia il 1° settembre le temperature sono ancora altissime e quindi ci siamo sfiaccati dopo pranzo all'ombra di una chiesa. E tra l'altro una cosa molto carina che ci è successa è che una signora dalla casa di fronte è venuta a chiedermi se avevamo bisogno di qualcosa. Noi abbiamo detto di no, avevamo un po' anche il timore di dar fastidio essendo proprio sul praticello attaccato alla chiesa, ed è andata via. Poco dopo è arrivato suo marito chiedendoci se qualcuno ci avesse detto che non potevamo stare lì perché alla moglie sembrava che avessimo appunto questa paura, e che se qualcuno l'avesse fatto di dirlo a lui che ci avrebbe protetti. Bellissimo. Ah, e Marta mi ha detto che oggi è il primo giorno di scuola qui in Francia, il 1° settembre. Dal paese si portavano. Sono le 6:30 e stiamo percorrendo una bella ciclabile che dovrebbe portarci fino a Bayonne. Il cartello indicava 20 km e sulla mappa abbiamo visto che fa tante curve e deviazioni, quindi probabilmente non la seguiremo fedelmente, ma solo nei tratti che ci conviene. Ok, ore 7, speravamo di trovare già un posticino dove fermarci per la notte, ma il bosco è pieno di piante, di arbusti, e anche dal lato del fiume ci sono un sacco c'è l'erba altissima e è proprio impossibile mettere la tenda. Quindi, dato che siamo anche affamati, ci fermeremo sul bordo della pista ciclabile e continuiamo a camminare dopo, sperando di trovare qualcosa. Comunque abbiamo calcolato che domani sera arriveremo a Biarritz. Visiteremo Bayonne in giornata e poi ci fermiamo molto probabilmente a dormire magari in un ostello o in un posticino, perché non crediamo di trovare un posto per mettere la tenda, dato che è una città molto turistica. Buon appetito! Buon appetito. Ore 7:30, siamo pieni come gubane e andiamo alla ricerca di un posto per dormire. Sì! Ah, sono piena. Sì! Voglio vomitare. Ed eccoci sul fiume Ladour. Che grande! Abbiamo letto che Bayonne nei secoli si è arricchita molto anche grazie al commercio fluviale, e dato che di Bayonne è molto famoso il prosciutto, c'era un commercio continuo proprio con Salis du Bern, dove siamo stati un paio di giorni fa e di cui non capivamo perché fosse così bella, e a quanto pare proprio grazie a questo collegamento con Bayonne, per cui loro davano sale e prodotti della terra e in cambio ricevevano spezie e tutti i prodotti che venivano importati dal Belgio e dall'Olanda. Ok, sono le 9 e abbiamo trovato un posticino. Continuando a seguire la ciclabile siamo finiti su un'isoletta con tanti campi e 3-4 casette, e camminando in mezzo ai campi abbiamo trovato un angolino
distante da tutto il resto, con l'erba rasata, dove sicuramente nessuno ci noterà e noi non daremo fastidio a nessuno. Adesso mettiamo la tenda e andiamo a Nanna. Sì. Ci vediamo domani e andiamo a Bayonne. Ciao bellissimi.